città metropolitane e piccoli comuni. Lei aveva anche fatto qualche accenno. Cosa si intende fare adesso più nel dettaglio? ANCI reclama da anni la costituzione delle 10 città metropolitane. Il governo si è impegnato nella riunione di ieri con il Presidente nazionale a costituirle entro il 2013, quindi avremo in Italia 10 città metropolitane. Poi sarà rivisto tutto quanto l'ordinamento che riguardano i piccoli comuni, sotto i 1.000 abitanti, fino a 3.000 abitanti, fino a 5.000 abitanti, e saranno rimesse in discussione tutte le unioni dei comuni e le unioni dei servizi, perché il territorio deve essere omogeneo. La situazione nello stato dell'arte non è una situazione accettabile, non è accettabile da parte dei sindaci, crea profondi disagi anche per i cittadini. Questo, con la collaborazione di ANCI, il governo si è impegnato a rivederlo nell'anno 2012, primo parte dell'anno 2013, quindi ottenendo questi tipi di risultati, se si concretizzeranno, siamo particolarmente soddisfatti.